ancora per crescere e migliorare. Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. 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 Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
Radio Libertà, subito la linea ad Antonino Danna. Ben trovato Antonino. Grazie condottiero mio condottiero. Agi delle 14:12 di oggi, martedì 9 gennaio dell'anno del Signore 2024. Strage Erba, sì, Corte d'Appello a processo di revisione. La Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romana e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. I due coniugi sono già stati condannati all'ergastolo nel primo processo. L'udienza è fissata per il 1 marzo. Quindi si riapre il processo Erba, è un lavoro che è, diciamo così, una presa di posizione ed è stata anche una sensibilizzazione che è stata fatta pure da questa radio, lo sottolineiamo con il dovuto orgoglio, ci mancherebbe pure. Quindi il lavoro di Giulio Cainarca, ma anche di tutti gli amici che abbiamo avuto nelle nostre trasmissioni, penso a Felice Manti, che avremo domani a Zoom, oppure all'avvocato Sergio Schembri. Comunque gli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi saranno in onda domani alle 9:30, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà, insieme a Giulio Cainarca. E poi ancora avremo domani sera, appunto, Felice Manti insieme con Paola D'Amico, perché Paola D'Amico, la nostra amica degli animali, è stata anche lei autrice di un libro su Erba. Ma noi abbiamo al telefono adesso un altro amico a cui rivolgo i complimenti per il lavoro testardo che ha fatto, così come anche Nino Monteleone delle Iene, ma il nostro Edoardo Montolli, che insieme con Felice Manti è autore de Il Grande Abbaglio. Buonasera Edoardo. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, caro Edoardo, intanto che cosa dici tu di questa revisione del processo di Erba? Intanto è una grande vittoria per tutto quello che tu stesso hai fatto con il tuo lavoro di giornalista d'inchiesta. Beh, diciamo che è una ottima notizia perché succede di rado, no? Che si apra un processo di revisione, che si vada direttamente all'udienza dibattimentale a discutere il merito della richiesta di revisione. Certo che è un passo in avanti, non è ancora, come possiamo dire, stata detta la parola assolti, e credo che si dovrà ancora lottare a lungo perché emerga la verità. Resta un fatto estremamente rilevante, cioè che tutto quanto abbiamo raccontato alle Iene in questi anni, io e Felice, sono cose che noi avevamo scoperto per l'80% quando i processi erano ancora in corso, tutti elementi che non furono mai fatti entrare però nei processi. Mi riferisco ad esempio agli audio scomparsi del testimone e di Olindo Rosa, agli audio del testimone mai trascritti in cui il testimone non ricordava assolutamente nulla dell'aggressione anche dopo l'asserito riconoscimento, agli enormi dubbi che avevamo sulla traccia di sangue asseritamente rinvenuta sulla macchina di Olindo Romano e di Rosa Bazzi, alle confessioni rilasciate guardando le fotografie della strage e rilasciate con le dichiarazioni di Olindo che venivano integralmente ripetute a Rosa Bazzi e lei diceva è vero, è vero, è vero. Questi elementi sono dal 2011 pubblicati con gli atti originali dell'inchiesta sul sito del settimanale Oggi, nello speciale Strage di Erba che pubblicai sul sito poco prima della Cassazione, stanco di sentire le leggende metropolitane che tuttora vengono narrate. Mi riferisco ad esempio alla lavatrice di Rosa che puliva il sangue la notte della strage. In realtà da ben 17 anni, ovvero 5 giorni dopo la strage, sappiamo che in quei panni dentro la lavatrice non c'è sangue. Eppure è una leggenda che si continua a tramandare in avanti. Il fatto che Rosa avesse il cerotto e quindi si fosse scontrata con le vittime. Non è vero neanche questo, perché quel cerotto fu subito sequestrato e su quel cerotto non c'era alcuna traccia di DNA. Le confessioni che alcuni continuano a definire dettagliatissime, anche se già la Corte d'Appello scrisse
che quelle confessioni erano piene di elementi falsi, ma incredibilmente i giudici conclusero sostenendo che Ovidio e Rosa avevano mischiato il vero al falso per lasciarsi aperta una porta alla ritrattazione che sarebbe avvenuta mesi più tardi. Una cosa che io, che mi occupo di cronaca nera da 30 anni, non ho mai sentito dire prima. Potremmo continuare per ore su questa cosa, sulle leggende che non erano negli atti, che sono state invece tramandate di pagina in pagina, di anno in anno dai giornalisti, e quello che invece era negli atti che è rimasto nascosto, fino a quando un sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarpusser, non ha letto quegli atti, non ha letto peraltro le nuove prove ed è rimasto, parole sue, esterrefatto. E c'è stata Questo, anche diciamo, battaglia, tra l'altro, per questa revisione, perché all'inizio, quando il procuratore Tarfusser ha presentato domanda, la sua superiora, diciamo così, non voleva che la domanda venisse trasmessa. Sì, peraltro il procuratore generale di Milano scrisse che quanto riportato nella richiesta di revisione da Cuno Tarfusser era già stato abbondantemente discusso in tribunale. Invece sono testimone diretto del fatto che questo non è vero. Mi riferisco ad esempio all'incontro segreto che ebbero i carabinieri con Frigerio il giorno prima che arrivassero da lui i magistrati, e lui cambiò versione, e quel incontro segreto l'ho scoperto io alla vigilia della Cassazione, quindi non poteva mai essere entrato nel corso dei processi. Questa è la realtà di fatto. Certo, Cuno Tarfusser è stato attaccato, ha un procedimento disciplinare in corso, però io spero che finalmente la verità possa venire a galla e che possano essere anche ristabilite tutte le posizioni originali. Senti, questo processo cade addosso a 2 persone che da 17 anni si trovano in carcere. Ognuno ha fatto separatamente un percorso. Se dovessero essere liberate, che cosa resterebbe loro di questa vicenda? Cioè, immagino che qualunque eventuale risarcimento conseguente all'eventuale accertamento di un errore giudiziario, in ogni caso non sanerebbe la sofferenza di tutti questi anni. Cosa Ma io resterebbe anche come lezione a noi, peraltro? Ci possiamo fidare della giustizia? No, io assolutamente non nutro alcuna fiducia nella giustizia. I miei dati, cioè la mia sfiducia arriva totalmente dai dati della Corte di Strasburgo, che mostra la giustizia italiana come la peggiore del mondo occidentale. Questo non ci piove, perché l'Italia non è solo la più condannata per i processi che sono lenti, è anche condannata ai vertici dei paesi occidentali per violazioni dei diritti della difesa, per illecita intrusione della vita familiare. Io non ho giustizia perché mi baso sui dati della Corte di Strasburgo, che non sono quelli che vengono evidenziati sulle prime pagine dei quotidiani più importanti italiani. Ma la cosa più importante è che se esistono così tante violazioni della difesa e così tante condanne da parte della Corte di Strasburgo, significa che la stampa non rispetta il suo ruolo, cioè segue semplicemente quelle che sono, nella stragrande parte dei casi, le veline degli inquirenti, senza inoltrarsi a leggere gli atti, senza prendere una posizione propria. Ecco, questa è la cosa. Per quello che resterà a loro, io, proprio per la fiducia, per la sfiducia che nutro nei confronti della giustizia, credo che se anche dovessero essere assolti, dovranno intraprendere successivamente una successiva battaglia per essere risarciti, perché io credo che la prima cosa che farà l'avvocatura dello Stato sarà dire ma loro hanno confessato e quindi non meritano alcun risarcimento. Questa è un'opinione del tutto personale, pessimista, ma temo che sia quello che sarà. Senti, a parte il fatto che dopo quello che hai detto non mi fa meraviglia sapere che in Italia gli italiani sempre meno guardano i telegiornali, ma insomma possiamo dire che Erba, nel caso in cui Olinda e Rosa venissero assolti, sarebbe una sconfitta non solo della giustizia, ma anche di un certo modo di fare giornalismo. Cioè tutte 'ste discussioni su leggi bavaglio e quant'altro, non sono in fondo un po' una sorta di paravento per una categoria che tutto sommato ha campato per anni di fascicoli passati da mani e manine? Ma guarda, tu sfondi una porta aperta, peraltro mi pare che tu legga settimanalmente gli editoriali che faccio, Sì, dove non credo signore. che si sprizzi ottimismo sulla stampa italiana, no? Come io considero
la stampa italiana. Però ci sono sempre delle eccezioni, no? Tu hai citato giustamente il vostro direttore Giulio Cainarca. Giulio Cainarca è stato autore di una formidabile intervista che sto citando anche in questo libro che è uscito fra 10 giorni, su un nuovo libro sulla strage di Erba, un'intervista che lui ha fatto a Gian Loreto Carbone, che raccontò come andarono quelle cose nel 2011, quando Chi l'ha vista aveva iniziato a fare quello che molti anni più tardi ha fatto Le Iene, e Carbone sostiene che Chi l'ha visto fu fermato prima che ci fosse la condanna definitiva, quando ancora la presunzione di innocenza era in vigore. Com'è possibile che il servizio pubblico abbia fermato un'inchiesta che portava avanti la presunzione di innocenza in quello che dovrebbe essere considerato uno stato di diritto? Com'è possibile che i giornalisti si siano piegati senza denunciare tutto? Questa intervista formidabile, ripeto, che ha fatto Giulio Cainarca, io la riprendo in questo libro, raccontando qual è lo stato del giornalismo in Italia, dove tutti si lamentano soltanto quando si tocca il loro orticello, ma che non fanno poi il loro mestiere, no? E danno un caso per chiuso senza mai sentire la controparte, no? Io ho deciso di scrivere peraltro questo libro con Felice perché si è iniziato a parlare di circo mediatico sulla strage di Erba. No, ho voluto evidenziare che cosa fu davvero circo mediatico durante il processo sulla strage di Erba. E a quel circo mediatico dove si guardavano gli sguardi di Olindo e non gli atti, la difesa fu l'unica a non partecipare. Questo deve essere molto chiaro, perché oggi la gente, in particolar modo i cronisti, fingono di dimenticarlo. E noi infatti abbiamo dato voce all'avvocato Fabio Schembri proprio per questo, per offrirgli quella possibilità di parlare e di dire come stavano le cose, a Ma differenza... certo, perché c'è una grossa confusione. Quando si parla di circo mediatico probabilmente non sanno neanche che cosa significhi, no? Sì, Il circo mediatico non è raccontare i fatti e gli atti di un processo, è raccontare i fatti e quelli che non sono negli atti. Ovvero al processo su Lindo Romano contro Lindo Romano e Rosa Bazzi non si guardavano le prove, non si guardava quello che c'era sui verbali, non si guardavano le documentazioni, si guardava Olindo che sbadigliava, lui che guardava Rosa, Olindo che urlava, e i titoli erano i mostri. Questo è il circo mediatico. mi ricordo le Non lettere d'amore il sbattute in sacrosanto prima dovere pagina. di un giornalista di raccontare quello che c'è nelle carte, perché quello è un dovere del giornalista, non è circo mediatico. Il circo mediatico è raccontare altro, cioè cose che con il processo non hanno nulla a che vedere. Condivido ampiamente. Senti, Edoardo, noi non abbiamo la sfera di cristallo, non abbiamo la scienza infusa, però ti pongo questa domanda. Li assolvono, ipotesi A, li assolvono. A questo punto credo sia il caso molto forte, intanto di procedere a una seria riforma della magistratura in questo paese e secondo anche discutere del ruolo dell'informazione in questo paese. Sarebbe il caso di fare un po' di autocritica. Sì, Ipotesi ma io B. credo che una riforma Dimmi. della giustizia aggiusterebbe a modo suo già una riforma della stampa, ovvero io di questa cosa scrissi in un libro successivo a quello della strage di Erba, che mi ha procurato guai all'infinito, soprattutto con i vertici della magistratura, che era il caso Genchi, ovvero che cos'è? Nel momento in cui, questo di cui sto per parlarti era uno dei cuori del libro, Sì. nel momento in cui ci fosse la separazione delle carriere, le cose cambierebbero. Questa separazione delle carriere, come raccontavo nel caso Genchi, era previsto già da una riforma dell'ex ministro, l'epoca leghista, Castelli. Quella riforma però fu mandata in soffitta 15 giorni prima di entrare in vigore dalla nuova riforma della giustizia presentata dal ministro Mastella. Ma la separazione delle carriere consentirebbe di stabilire finalmente che accusa e difesa sono parti e non che accusa e giudice rappresentano la stessa parte, perché questo non va bene. Esattamente. Tra l'altro vorrei ricordare a chi ci ascolta che a favore della separazione delle carriere si era espresso Giovanni Falcone, uno che mi viene difficile definire come fascista o colluso, anzi, per carità. Infatti la storia di Giovanni Falcone è un altro dei cuori di quel libro, del caso Genchi, Ecco, che poi ho ripreso successivamente nel libro I Diari di i Falcone. diari di Falcone. Senti Edoardo, ipotesi B.
Anziché assolverli, li condannano di nuovo. A quel punto non Sì. sarebbe giusto avviare una campagna in questo paese per dare la grazia a Olinder Rosa? No, io credo che bisognerebbe continuare a combattere, perché la gente lo deve sapere che questi non sono due mostri. Poi se la grazia può arrivare è un conto, però secondo me sarebbe giusto mettere la parola assoluzione davanti a queste due persone, perché già quando anche fossero assolti ci sarà una buona parte della popolazione che dirà: io non ci credo perché avevano confessato, io non ci credo perché il testimone li aveva riconosciuti, ovvero tutta quella parte della popolazione che ha visto in maniera superficiale il processo e che tuttora è convinta che le loro confessioni furono dettagliate, che Mario Frigerio li riconobbe immediatamente come aggressori, eccetera, eccetera. Io voglio e spero che venga detta la parola assoluzione. In altri casi io continuerò a cercare e a scrivere e a cercare di scoprire come andarono veramente le cose quell'11 dicembre del 2006. Senti, secondo te loro due in qualche modo hanno coltivato in questi anni la speranza di poter uscire prima o poi? Secondo me sì, fermo restando che il loro non è un ergastolo stativo e che quindi prima o poi usciranno. Secondo me questa speranza ce l'hanno, però tu mettiti prova a immaginarti nei loro panni. Loro si sono inizialmente fidati dei carabinieri e i carabinieri sono quelli che hanno puntato le indagini tutte su di loro. Poi sono andati dai magistrati e prima di confessare Olindo chiedeva ai magistrati: voi che cosa mi consigliate di fare? Dopodiché sono finiti in una situazione nella quale hanno deciso di confessare pur sapendo di essere innocenti. E la situazione è tale che Olindo aveva deciso di iniziare a scrivere in codice sulla Bibbia e su un altro libro che aveva lì, che era un libro di Papa Ratzinger, perché non si fidava più di nessuno. Ecco, la realtà è questa qua, che sono due persone che sono state abbandonate a se stesse e per fortuna, veramente per una grande fortuna, hanno trovato dei legali che non hanno mai mollato, dei legali che li hanno veramente assistiti gratuitamente, cioè senza neanche il gratuito patrocinio dallo Stato, con dei consulenti che sono dei cattedratici di livello internazionale che veramente li hanno difesi gratuitamente. Per fortuna c'è stata questa cosa qua, altrimenti io credo che nessuno di loro oggi sarebbe vivo e si sarebbero tolti la vita da un pezzo. Quindi se sono ancora così e si trovano degli avvocati combattivi, perché non dovrebbero aver sperato? Ecco, questo è quello che mi auguro, e mi auguro naturalmente che poi alla fine riescano a vincere la loro battaglia. Senti, per salutarci, lasciamoci con questa speranza. Secco, assoluzione, sì o no? Non ti voglio rispondere, non è Va per bene. scaramanzia, è che veramente è una situazione nella quale non so come... E ti posso anche dire il perché. Nel 2017, se tu ricordi, molto si è parlato dei reperti mai analizzati sul luogo della strage. Sì. Nel 2017 la Cassazione stabilì che la Corte d'Appello di Brescia si dovesse occupare dell'analisi dei reperti. Okay? All'udienza davanti alla Corte d'Appello di Brescia, il Presidente della Corte disse che era indubbio che ormai avrebbero fatto le analisi di quei reperti attraverso la formula dell'incidente probatorio. Il Procuratore Generale disse che anche per lui dava parere positivo all'analisi dei reperti, era indubbio che si dovessero fare quelle analisi. Venne addirittura fissata un'udienza per il mese di gennaio, nel corso della quale sarebbe stato nominato l'esperto che doveva occuparsi di quelle analisi, ovvero il comandante dei RIS Lago, così disse il Presidente della Corte d'Appello. Passarono 2 mesi, la Corte d'Appello di Brescia tornò, il Procuratore Generale di Brescia era cambiato nel frattempo in aula, revocò il suo parere positivo all'analisi dei reperti e il Presidente della Corte, che aveva già deciso all'udienza precedente che sarebbero stati analizzati i reperti addirittura al nome del consulente, disse che l'istanza era inammissibile.
Capisci perché io non so darti alcun parere su questa cosa? Perché nessuno ha mai capito quale fosse la ragione per la quale sia la Procura Generale che la Corte d'Appello avessero cambiato totalmente idea rispetto all'analisi dei reperti. Io finché non si arriverà al 1 marzo non so francamente che cosa dirti su quello che succederà. Allora aspettiamo e vediamo che cosa succede. Edoardo, grazie. Grazie a voi e buona serata. Grazie a te, un abbraccio. Io non ho altro da aggiungere davanti alle parole di un uomo che si è speso in prima linea per arrivare a questo punto e credo sia un documento vivo, a caldo, di quanto è stato deciso oggi dai giudici bresciani. Naturalmente questa radio proseguirà nel raccontarvi tutte le vicende inerenti al processo sulla strage di Erba, anzi a questo punto il processo bis sulla strage di Erba, che come abbiamo detto si aprirà il 1 marzo in quel di Brescia. Adesso noi andiamo in pausa, poi torniamo con gli Alan Parsons Project, Mamma Gamma 1982. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Alan Parsons Project, anche questa canzone come Eye in the Sky, veramente azzeccatissima. La linea ad Antonino Danna. Grazie condottiero mio condottiero. E beh, questa era Mamma Gamma del 1982, il primo esempio di musica composta da un computer. Ne parleremo tra poco.
Io ringrazio ancora Edoardo Montolli, vi ricordo che domani noi avremo alle 9:30 il filo diretto con il nostro direttore Giulio Cainarca e due avvocati che difendono rispettivamente Olindo Romano e Rosa Bazzi. L'avvocato Fabio Schembri, che difende Olindo Romano, e l'avvocatessa Luisa Bordeaux, che difende Rosa Bazzi. Altra cosa che vi dico, poi alle 10:40 ci sarà Pierluigi Pellegrin, con lui Paola D'Amico del Corriere della Sera. Voi la conoscete, la nostra amica degli animali, ma Paola D'Amico si è occupata anche lei della strage di Erba, ha scritto un libro sul tema anni fa, quindi non perdete Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin alle 10:40. E poi, se avete voglia, domani sera alle 18:05 di nuovo a Zoom avremo ancora Paola D'Amico, sempre su Erba, e a seguire Felice Manti, che come vi dicevo prima nel parlare con Edoardo Montolli, ha scritto Il grande abbaglio, questo libro sulla strage di Erba. Quindi, ricapitolando, 9:30 domattina, Giulio Cainarca, l'avvocato Fabio Schembri e l'avvocatessa Luisa Bordeaux. 10:40 Pierluigi Pellegrin insieme a Paola D'Amico, 18:05 il sottoscritto con Paola D'Amico e Felice Manti. Ve lo ripeto ancora una volta, domani sempre sulla strage di Erba e quindi sulla revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, 9:30 Giulio Cainarca, Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, 10:40 Pierluigi Pellegrin e Paola D'Amico, 18:05 Antonino Danna, che sarei io, Paola D'Amico e Felice Manti. Non mancate, perché naturalmente avremo la possibilità di interagire, quindi avremo anche telefoni e zap a vostra disposizione, telefoni e WhatsApp, e potrete dire la vostra. Anzi, già da adesso avete il WhatsApp aperto 346 642 7756. Passiamo al secondo faccia a faccia di questa sera. Abbiamo con noi il professor Francesco Pira, che è un sociologo, lui lavora all'Università di Messina, si occupa di intelligenza artificiale. Avete ascoltato appunto Mamma Gamma, gli Alan Parsons Project 1982. Questo è stato il primo pezzo composto da un cervello elettronico, è un pezzo musicale completamente ideato da un computer ed eseguito da un computer. In questi giorni è venuta alla ribalta questa Emily, un influencer per la quale fior di VIP avrebbero perso la testa, inviti a cena, poesie, sospiri, eccetera, eccetera, e tutto questo per che cosa? Per nulla, perché in realtà è figlia dell'intelligenza artificiale o AI. Quali sono i vantaggi o i rischi? Ne ho parlato con il professor Pira. E allora, Giulio Cesare, vai pure con il faccia a faccia. Allora, questa sera è tornato a trovarci il professor Francesco Pira, che è associato di sociologia presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, dove peraltro è direttore del master in esperto della comunicazione digitale, in spazio esperto della comunicazione digitale, perché in realtà di inesperti della comunicazione digitale ultimamente mi pare che gli esempi non manchino. Vabbè, Allora, anche la parola esperto, salve, e grazie per l'invito, è molto controversa. Di solito ci sono tanti che si definiscono esperti, poi non lo sono, quindi usarla è già complicato. professore, noi sono quasi 20 anni che ci conosciamo, abbiamo cominciato a lavorare insieme ai tempi di Affari Italiani nel lontano 2005. Sì. Quindi, insomma, diciamo che ci daremo del tu nel corso di questa conversazione, ma l'argomento per il quale ho chiesto il tuo intervento, e ti ringrazio del tuo tempo quest'oggi, è un fatto che da più parti ormai viene strombazzato, non passa giorno che non si parli di AI, cioè intelligenza artificiale. E tu osservavi qualche giorno fa la nascita di questa figura, di questa Emily, che dopo aver raccolto spasimi, lettere d'amore, sospiri, inviti a cena di VIP vari ed eventuali,
si è scoperto che in realtà non esiste aria, vento e nulla. Perché? Perché è figlia dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale si può recuperare la voce, per esempio, di un cantante morto. Difatti abbiamo avuto già Whitney Houston che si è esibita dall'aldilà grazie alla AI, abbiamo avuto i Beatles con Now and Then e quindi il duetto di Lennon con i soci, abbiamo avuto avremo la possibilità di veder rinascere anche delle figure storiche, evidentemente, grazie alla loro voce. Però come potrà rinascere, per esempio, la voce, che ne so, di Papa Giovanni XXIII, potremmo avere, per esempio, di nuovo la voce di Mussolini. Oppure potremmo avere un'elaborazione dell'intelligenza artificiale tra me e te, e anziché questa civile discussione sull'intelligenza artificiale, ci potrebbero mettere in bocca, per esempio, la pianificazione di un attentato dinamitardo per fare 3.000 morti. E allora qui a che gioco giochiamo? Ma è un gioco che può diventare pericoloso oggettivamente, ed è un gioco che tutto attiene all'etica con cui chi costruisce questi mezzi poi li gestisce, perché non dimentichiamoci che noi possiamo tranquillamente utilizzare un drone per portare a casa di persone che non hanno la possibilità di ricevere del cibo o l'acqua, ma possiamo utilizzare lo stesso drone per colpire queste persone ed ucciderle. Il tema si è aperto tantissimi anni fa, quando c'è stata la prima rivoluzione industriale, poi la prima rivoluzione tecnologica. Oggi siamo ad uno stadio che è veramente molto discutibile. Poche ore fa in Inghilterra è stato aperto la prima indagine in assoluto per un atto di stupro virtuale perpetrato ai danni di una ragazza di 16 anni. Quindi il grande tema, tra l'altro, è stato sollevato in un libro molto bello scritto dal professor Floridi, che si intitola Etica dell'intelligenza artificiale. È proprio tutto lì. C'è un modo di utilizzare l'intelligenza artificiale che può essere proiettato a fare del bene all'umanità, c'è un modo di utilizzare l'intelligenza artificiale che può essere invece per creare inganni, per diffondere disinformazione, per costruire deepfake con immagini e voci di persone che sono inconsapevoli. Ma è accaduto anche, se vogliamo andare a vedere nel nostro piccolo quotidiano, è successo a Latina così come a Treviso, che dei ragazzi hanno utilizzato un'applicazione che permetteva di spogliare virtualmente le loro professoresse, i compagni e le compagne di scuola. Basta mettere una foto di una persona vestita e l'applicazione fa le proporzioni e la spoglia completamente nuda. È un uso dell'intelligenza artificiale che può essere positivo, può essere negativo. Non dimentichiamoci che tutti i settori della vita sociale sono stati battuti. Qualche tempo fa c'è stata anche una chat GPT che addirittura ci permetteva, si intitolava prega.org, e ci permetteva di parlare anche con i santi, perché erano stati immagazzinati tutti i dati dei santi. Quindi il grande tema è etico, cioè, e sono contento che noi oggi stiamo parlando di questa cosa, perché sembra un aspetto che sfugge alla grande massa o al grande dibattito. In questo momento l'intelligenza artificiale fa bene, fa male, toglie posti di lavoro, li mette, cosa succederà, ma nessuno si preoccupa di un aspetto etico. Nel caso della ragazza che è stata violentata virtualmente, la polizia inglese ha addirittura lanciato un appello ai proprietari di piattaforme per dire: attenzione, cerchiamo di calibrare l'uso di queste tecnologie, perché corriamo il rischio di trovare tante situazioni, soprattutto rispetto a persone più deboli, che possono essere davvero preoccupanti. Ecco appunto l'etica. In Italia, dopo le dimissioni di Giuliano Amato dalla guida appunto del comitato che è stato voluto da questo governo per la gestione o comunque l'uso dell'intelligenza artificiale,
è arrivato un frate francescano che peraltro è il consigliere di Papa Francesco per quanto riguarda i temi dell'etica. È una figura molto preparata, perché molti hanno ridotto questa vicenda a un semplice fatto e vabbè, porta il saio, ma padre Paolo Benanti è un ingegnere elettronico, è uno che ha una formazione veramente molto vasta e molto ampia. Allora la domanda è, siccome è un'intelligenza artificiale, questa intelligenza prevede o no l'esistenza di un'etica? Perché questo è il problema. Cioè, dice, ma la macchina pensa. In realtà la macchina non pensa, la macchina esegue calcoli su calcoli anche quando noi diciamo che sta pensando. Per cui come glielo instilli nel software, il software dell'etica, ma poi se c'è un software dell'etica, io posso anche programmare senza etica. Le Sì, famose leggi di Asimov, no? sì. Allora, è una domanda che parte da un presupposto molto importante. Noi abbiamo bisogno anche nel nostro paese di punti di riferimento, cioè non dimentichiamoci che tutti i grandi proprietari di piattaforme negli Stati Uniti si sono fatti ricevere dal Congresso e hanno detto: attenzione, sul tema dell'intelligenza artificiale, se non troviamo una sintesi tutti insieme, la cosa rischia di scapparci completamente di mano. Ora, nel nostro paese è chiaro che tutto si riduce, il nostro è un paese dove si polarizza tutto, qualunque cosa diventa, ci sono gli innocentisti, i colpevolisti, nel caso del nuovo responsabile di questa importantissima struttura, a mio parere, e non è importantissima soltanto dal punto di vista consultivo, ma certamente può fornire al governo strumenti per muoversi in un ambito che è molto complesso. C'è stata la tendenza a far passare il messaggio, hanno tolto un grande statista come Giuliano Amato, un grande giurista, e hanno messo il fraticello. Qui non stiamo parlando di un fraticello, stiamo parlando di un professore dell'Università Gregoriana, stiamo parlando di una personalità che nel mondo accademico-scientifico su questi temi è sicuramente autorevole. Quindi io personalmente saluto con molta soddisfazione questa nomina, e il fatto che sia un frate francescano, per quello che mi riguarda, è un valore aggiunto, non è una cosa che può sminuire certamente l'opera di questa persona. Per quanto concerne il discorso etico, io credo che bisognerà lavorare tantissimo su chi produce intelligenza artificiale, su chi genera percorsi di intelligenza artificiale, e lo dobbiamo fare da una parte consapevoli che questo può accadere o non può accadere. Sappiamo perfettamente che chi produce intelligenza artificiale non sempre è al servizio del bene, ma a volte può essere al servizio del male. Non sappiamo, per esempio, l'intelligenza artificiale in mano a paesi canaglia o a paesi che non hanno mai avuto nessun tipo di controllo, dove ci sono guerre costanti, diventa anche un problema complesso, ma questo accadeva anche per la bomba atomica e accade per la bomba atomica. Quindi siamo consapevoli che siamo di fronte a un processo molto complesso, però siamo anche consapevoli che l'intelligenza artificiale può essere risolutiva, per esempio nella scienza, può essere risolutiva in alcuni processi di ricerca che sono fondamentali. Noi sappiamo perfettamente che l'intelligenza artificiale messa al servizio del bene diventa qualcosa di incalcolabile. Poi staremo a vedere, certo, se i posti di lavoro si perdono, si guadagnano, ma è tutta una partita che dobbiamo giocare, cioè non possiamo sempre pensare di fermare il mondo e di scendere, o di fare come Forrest Gump, che quando ha radunato un gruppo poi dice non voglio correre più. Quando siamo in corsa bisogna farlo. Io personalmente penso che se noi riusciamo a prendere il buono di quello che
tutte le grandi rivoluzioni ci danno, allora sicuramente riusciremo a fare dei passi da gigante. Prendendo il peggio sicuramente non sarà una grande scelta, perché sappiamo perfettamente quello che ha generato la prima grande rivoluzione tecnologica. Io ricordo le proteste quando i bambini vedevano la televisione da soli, poi gli smartphone, poi i videogiochi. I famosi cartoni animati giapponesi. Esatto, siamo arrivati ad oggi dove sembra quasi che dei bambini non ci preoccupiamo più, se consideriamo che chi bombarda un certo luogo lo fa consapevole che ammazzando i bambini dai delle lezioni. Quindi di fronte a questa malvagità è difficile pensare ad un controllo dell'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo invece, secondo me, lavorare su due percorsi. Un percorso è quello di convincere le persone che tutto quello che accade anche nel metaverso, anche con l'intelligenza artificiale, non tutto è positivo e non tutto è sempre positivo, ma può essere positivo. Certo, se io vado nel metaverso, cammino per strada come faceva questa ragazza di 16 anni e mi ritrovo 4 avatar che mi violentano, immaginatevi per una ragazzina di 16 anni che tipo di violenza psicologica può essere questa cosa. Eppure è andata nel metaverso, però è una violenza psicologica, dicono gli esperti, che può essere addirittura più grave di quella fisica, secondo il tipo di impatto emozionale. Quindi dobbiamo, secondo me, ripensare questo. L'altra cosa è lavorare su chi gestisce le piattaforme, cioè trovare dei sistemi di intesa con i governi affinché ci sia un uso consapevole, un uso finalizzato al bene, un uso che certamente deve garantire i guadagni, perché sono multinazionali che hanno anche degli azionisti, però allo stesso tempo devono compensare, diciamo, questo tipo di guadagno con dei servizi che possono essere utili per l'umanità. Trovare questa sintesi non è facile, però non parlarne, mettersi la testa sotto la sabbia, dividerci su tutto, secondo me non produrrà un approccio etico dell'intelligenza artificiale. Non dimentichiamoci, per esempio, solo sul tema della disinformazione, che cosa può fare in termini di disinformazione l'intelligenza artificiale? Può fare dei danni incredibili. Può addirittura distruggere anche la credibilità del giornalismo stesso se noi non regoliamo questa cosa. Già ci sono situazioni in Giappone dove il telegiornale viene redatto e letto dall'intelligenza artificiale. Quindi sappiamo perfettamente che si sta aprendo una nuova frontiera e noi dobbiamo capire se vogliamo essere dentro questa nuova frontiera o se ci teniamo ai margini. Ma allora a maggior ragione, questa conversazione che noi stiamo facendo via radio e chi ci segue con la radiovisione, questa roba qua può essere sostituita da 2 avatar virtuali? Tecnicamente sì, può essere. Ma allora il giornalismo dov'è? Ma il giornalismo, cioè, il giornalismo deve anche reinventarsi e trovare nuove regole e trovare nuove strade. Io insegno teorie tecniche del linguaggio giornalistico, che oggi è diventato linguaggio digitale. È chiaro che le lezioni che faccio oggi non sono quelle di 20 anni fa, è un altro giornalismo. Pensiamo per esempio che un buon giornalista non deve, come quando abbiamo iniziato noi un po' di anni fa, trovare solo la buona notizia. Oggi un bravo giornalista deve anche capire, stando anche sul web, sui social, che cosa è falso e che cosa è vero. Il grande tema che si sta riproponendo con una certa forza, ed è una cosa su cui secondo me i giornalisti dovranno interrogarsi, è dov'è la verità. Perché la sensazione che noi abbiamo costantemente, apprendendo le notizie, avendo algoritmi che ci selezionano per noi le notizie sullo smartphone e ce le fanno trovare direttamente, la grande sensazione è che noi non abbiamo contezza della verità, che non sappiamo cosa è vero e cosa è falso. E se noi,
che siamo consapevoli e maturi, riusciamo a non trovare sempre una dimensione di verità, figuriamoci chi è più piccolo, chi non sa gestire queste cose, o una persona anziana. Noi sappiamo perfettamente che tra coloro che diffondono fake news inconsapevolmente, quindi facendo misinformation, ci sono tantissime persone anziane che non sanno nemmeno che stanno veicolando una notizia falsa, ma che si convincono che quella notizia falsa è vera. Quindi io penso che il giornalismo avrà una nuova vita, una nuova luce, e avrà completamente una trasformazione rispetto a quello che è il giornalismo tradizionale che noi pensiamo. Non dimentichiamoci che uno dei più grandi traumi tra qualche anno sarà quando sparirà completamente la carta e avremo un giornalismo completamente diverso, perché si chiude un ciclo che sembrava inesauribile. Poi per fortuna la radio non morirà, almeno No. questo lasciamelo come consolazione. No, la radio non solo non morirà, io sono un grande tifoso della radio e ricordo, forse tu, sicuramente tu eri molto giovane, una canzone dei Buggles che si intitolava Video Kill the Radio Star, Sì. e quella sembrava proprio la fine in assoluto della radio. Sembrava che stavano cantando il De Profundis della radio, invece la radio ha dimostrato, grazie all'alleanza con le nuove tecnologie, che esiste una seconda, una terza, una quarta vita, e la radio ha dimostrato di essere sicuramente, anche in questa forma di audiovisione, è stata capace di rigenerarsi e di fornire in tempo reale tutto quello che noi cerchiamo. E devo dire, secondo me, la radio ha fatto passi da gigante anche rispetto alla stessa televisione, che è aumentata numericamente, ma secondo me non è aumentata in termini di qualità. Invece la radio ti permette anche di avere qualità se la sai cercare e se la cerchi. Quindi io penso che la radio avrà una vita eterna. Beh, la televisione è morta, ma ancora non lo sa. Tu la sera guardi un canale generalista o piuttosto No, io guardi una guardo serie? Netflix. Io guardo Hai Netflix. visto? Hai No, visto? ma io guardo Netflix perché Però sono molto Netflix curioso. è come avere un cinema privato, come prima erano le videocassette dopo il DVD. Ma guarda, io su Netflix trovo tante cose interessanti, anche in termini documentari, anche cose che sono... Mi capita anche di vedere la televisione generalista. Adesso, per esempio, vedrò Sanremo, perché poi lo devo commentare, e quindi vedrò anche Sanremo. Però io credo che la televisione in questo momento è troppo prigioniera degli ascolti, dei gettiti di pubblicità, è prigioniera di schemi che sono troppo vecchi per la nuova televisione. Basta vedere le altre televisioni nel mondo come si stanno muovendo per capire che qualcosa sta accadendo anche nel mercato mondiale, e quindi corriamo il rischio di arrivare in ritardo su un processo di trasformazione che ormai sembra irreversibile. Che per giunta vede anche la presenza dell'intelligenza artificiale. Professore, ma venendo ai rapporti umani, no? Sì. Io provo a immaginarmi nell'anno 2060, ho 80 anni, una serie di acciacchi e ho un robot con cui mi relaziono. Ma quanta tristezza c'è nel fatto che moriremo da soli assistiti da una macchina elettronica? Non Ma avrà nessun sentimento verso di noi. non lo so, io non la so prevedere questo scenario, che ricorda un film di Alberto Sordi, Io e Caterina. Sì. Ma è un film del 1980, guarda caso, alla mia stessa età. Io non lo so prevedere quale futuro sarà. Probabilmente chi poi fra 20 anni riuscirà a scrivere anche la storia di oggi capirà quelli che possono essere gli errori dovuti alle accelerazioni. Noi a volte ci entusiasmiamo perché abbiamo tutta questa voglia di nuove tecnologie. Io ricordo una cosa che mi disse un grande sociologo che purtroppo ci ha lasciato, Bauman, che diceva:
questa generazione è la generazione in assoluto con più mezzi di comunicazione, e però è la generazione in assoluto più sola. Il tema della solitudine è il grande tema di questo momento, insieme a quello della verità che abbiamo citato, perché noi, essendo cambiate le relazioni umane, il rischio che corriamo è che pensiamo che le connessioni sono relazioni. E questo è un errore, secondo me, fondamentale, è un errore che poi in qualche modo ci allontana anche da una nostra idea di realtà. Il caso di 6 milioni di hikikomori nel nostro paese, di ragazzi che stanno chiusi dentro la stanza, collegati solo al loro PC o al loro tablet, questo ci fa capire che evidentemente c'è una condizione sociale nuova di disagio che forse noi non riusciamo a comprendere fino in fondo. Ci sono dei temi come quelli della fragilità delle nuove generazioni che noi non stiamo cogliendo, e non stiamo cogliendo soprattutto in termini educativi. La notizia di poche ore fa di un professore in Valle d'Aosta che ha deciso di andare sui social e dire che vorrebbe i suoi studenti morti di polmonite, certamente è un percorso di un educatore che non aiuta a cambiare le regole del gioco. A volte è come se noi in questa situazione di solitudine, di angoscia, pensassimo che sfogandoci, dicendo tutto quello che pensiamo sui social network, ci siamo tolti un peso e abbiamo risolto un problema. Ecco, questo secondo me, questa è una dimensione completamente errata dei social network, ed è una dimensione che ci allontana proprio da quelle relazioni. Se vuoi sentirti dire se io sono ottimista sul futuro, non mi sento di essere pessimista, però so perfettamente che tutto ci spinge verso delle condizioni di solitudine che possono essere abbastanza incontrovertibili. Però auguriamoci che questo non accada, auguriamoci di trovare sempre la forza di guardarci negli occhi, di abbracciarci, di esprimere sentimenti. Io su questo non demordo. Certo, però mi rendo conto che in un mondo dove vincono gli ismi, i cattivismi, gli egoismi, e dove invece non vince la solidarietà, questo può realizzarsi facilmente. Ecco appunto, cosa resterà di quest'umanità? C'era chi si chiedeva che cosa sarebbe rimasto degli anni '80, ma nel 2060 cosa resterà di quest'umanità? Resterà un'umanità diversa da quella che noi abbiamo sognato, no? Se io penso alla mia giovinezza, a Imagine di John Lennon, a pensare a questo mondo senza confini dove tutti potevamo essere fratelli, e poi oggi mi rendo conto che per ragioni di confini in questo momento ci sono due, che sono quelle che noi conosciamo di più, guerre nel mondo dove muoiono un sacco di persone che non hanno nemmeno chiesto di nascere, è tutto sbagliato. Io non so dove andrà l'umanità, però devo dire sono molto fiducioso, perché in questa umanità c'è una persona, devo dire proprio l'altro giorno, quando ho visto un attacco che mi ha fatto indignare contro Papa Francesco, ho ripensato, e insieme ad un giornalista che mi ha intervistato abbiamo parlato a lungo di questa cosa, ho capito che lui veramente rappresenta un faro in questo momento, perché è l'unico che parla di pace quando gli altri fanno la guerra, è l'unico che parla di diritti, è l'unico che parla quando tutti gli altri sembrano lontani anni luce dai temi che dovrebbero essere invece al centro del nostro interesse. Quindi io ho speranza che la parola di queste persone che credono ancora in un'umanità migliore possa dare ai nostri figli un'umanità diversa, forse non la migliore possibile, però un'umanità diversa. Secondo me non dobbiamo perdere la speranza, con la consapevolezza che è sicuramente una strada in salita. E allora non perdiamola. Grazie. Grazie a voi, grazie a te per questa bella chiacchierata. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il mio nome è Willy Wonka. Il 14 dicembre Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet è Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema. Acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia. Se mi avesse detto allora che gli piacevo, come sarebbe andata? Magari avrei una vita diversa. Perché? Tu vorresti una vita diversa? Dopo Match Point, il nuovo colpo da maestro di Woody Allen. Che succede? Non so perché ti ho chiamato. Un colpo di fortuna. Dal 6 dicembre al cinema. Dal regista James Wan. Sono Aquaman. Sono un padre, un guerriero. Un solo re. Sono il re di Atlantide. Guiderà tutti. Ridurrò il suo regno in cenere. Jason Momoa. Se comandi tu, i 7 regni ti seguiranno. Aquaman e il regno perduto. Dal 20 dicembre al cinema. Il mare ti mette l'ansia. Tu non sai nuotare. E ho paura. Cioè, io ho paura di tutti i mezzi di trasporto. Ma paura, lei? È paura perché c'è sta una disorganizzazione. Cioè, tu se vai in aereo, per esempio, ti danno il salvagente. E perché quando vengo in barca non mi dai il paracadute? Succede anche nelle migliori famiglie. Un film di Alessandro Siani, dal 1 gennaio al cinema. A gennaio portiamo solo le ceneri di nostro padre e tanta amarezza. Fabio De Luigi, Stefano Accorsi. E vado a sparpagliare il babbo. 2 fratelli, un viaggio indimenticabile. Guarda che alla fine sei un po' dolcito, Quando vedi Guido, per favore, digli che è una merda. 50 km all'ora, dal 4 gennaio al cinema. Il nuovo capolavoro di Wim Wenders. Miglior attore al Festival di Cannes. Un'altra volta è un'altra volta, mentre adesso è adesso. Adesso è adesso. Perfect Days, dal 4
Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da... E la linea torna subito ad Antonino Danna. E rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Le 17:11 minuti qui e adesso cominciamo appunto questo secondo programma che è il ritorno appunto dei casi dell'avvocato De Filippi in attesa di giustizia. Avete ascoltato prima un pezzo degli Oliver Onions, Sheriff, del 1979, dal film Uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, con Bud Spencer. Avremmo bisogno alle volte di qualche sceriffo extraterrestre in grado di dare giustizia in casi in cui effettivamente i dubbi non mancano o la giustizia forse non arriva o non arriva un risarcimento. Io voglio salutare la nostra ospite di questa sera. Intanto saluto l'avvocato Claudio De Filippi e soprattutto la signora Giovanna Dotti. Buonasera a entrambi. Buonasera a voi. Allora, Claudio, mi senti? Sì, assolutamente. Perfetto. Allora, io intanto voglio ringraziare entrambi del vostro tempo. Signora, io ho qui naturalmente la notizia d'archivio, ma vorrei che ce lo raccontasse lei il motivo che la spinge a partecipare alla nostra trasmissione. Qui c'è la morte di un bambino innocente, o mi sbaglio? No, non si sbaglia, aveva 24 mesi e sì, diciamo che sono in attesa di giustizia perché proprio adesso stavo rileggendo tutta la documentazione che a mio parere sono molto discordanti. Diciamo che il bambino muore a una certa ora da una persona che era stata pregiudicata per spaccio di droga. Non riesco a capire, io che non fumo, che non bevo, è stato dato in affido solo perché io denunciavo il padre del bambino perché alzava le mani. Mi è stato portato via da questa assistente sociale, dato il bambino in affido, dove il bambino in questa famiglia è annegato. Facendo dell'esame autoptico vengo a scoprire che il bambino è stato lasciato da solo più di un'ora in piscina. La bugia che hanno detto la famiglia affidataria, che era andata ad accompagnare dei vicini al portone, quando l'esame autoptico e anche è riemerso che il bambino è stato più di un'ora in piscina da solo, per cui è abbandono di minore perché il bambino è stato lasciato da solo con altri minorenni che erano i figli. Diciamo che non voglio fare nomi perché alcune persone non vogliono apparire, però mi è stato riferito come è andato veramente dalle persone che hanno visto appunto la scena come è andata veramente, per cui sono in attesa di giustizia innanzitutto perché non credo più alla giustizia, in poche parole. Certo. Ecco, Claudio, e in tutto questo cosa si può fare? Caro Antonino, intanto buon anno perché si ribadisce fino alla fine del mese, è giusto così. Però volevo dire questo, il caso della signora è un caso nemesiaco, tu sai che io amo questo termine, sì. No? Infatti poteva essere Nemesi anche il titolo di questa trasmissione, cioè praticamente la signora si trova in una situazione allucinante in cui aspetta da almeno 15-18 anni, minimo 15, massimo 18, prima guerra mondiale, perché la signora che cosa sta facendo? Ha fatto causa a coloro che appunto avevano la responsabilità di tutta questa situazione e adesso in Cassazione fa anche rima, però
Rileggendo adesso con la signora che ha un nutrito fascicolo qui davanti a me, io ho mandato anche un articolo consunto di cronaca vera, in cui c'è un altro caso mio successivo, una famiglia Guccio, che si può fare il nome perché è andata sui giornali, è andata in TV, e che hanno avuto anche loro il problema simile. Pagina dopo di cronaca vera c'è quest'altro caso. Allora, quando i bambini vengono presi dallo Stato in qualche modo e poi affidati ad altri privati, ad altre famiglie, è chiaro che lì c'è un passaggio cruciale, no? In cui abbiamo il rischio che poi si trovino peggio. In questo caso, senza commentare oltre perché c'è la signora, io non voglio rubare il ruolo a nessuno, il bambino è morto quando è stato affidato a terzi. Allora la signora si trova in questa situazione, che non riesce ad ottenere giustizia, è in attesa di giustizia, come dice lei, perché la Cassazione dopo 15-18 anni ancora si deve pronunciare. Ha perso il primo e il secondo grado, ma non demorde, perché poi l'insegnamento di questa trasmissione è che a volte sei portato anche a causa dei tempi biblici della giustizia, e la signora ha fatto anche la legge Pinto, oltre che ricorso a Strasburgo, dicendo che appunto chiede danni anche per la lunghezza del processo che la sta attualmente impegnando. Però non bisogna scoraggiarsi, l'avvocato non può fare altro, non può avere una seconda strada che dire questo. E per chiudere dico che la signora sì, potrebbe anche, questo che ha anticipato lei, riaprire il caso, perché ci potrebbe essere un testimone o più di uno che potrebbero riaprire questo caso veramente incredibile. Ecco, precisiamo anche, come ha scritto peraltro cronaca vera, che la signora Giovanna ha fatto causa al Comune di Crema, al Ministero della Giustizia, al Tribunale dei minorenni di Brescia che aveva affidato il bambino appunto a un pregiudicato. Chiede un risarcimento di danni pari a 3 milioni di euro, ma nel 2020 il Tribunale di Brescia ha rigettato in primo grado tutte le sue richieste di assunzione di prova. Come se non bastasse, oltre al danno la beffa, diremmo, perché non solo il Tribunale ha rigettato le richieste della signora Giovanna, ma addirittura l'ha condannata a pagare, sentite un po', 80.000 euro di spese legali. Cioè, io mi chiedo, il cittadino come può rivolgersi ai magistrati se questo è il risultato? Quindi, tanto per ribadire qual è il concetto, a una madre incensurata che quando si è separata ha avuto l'affido delle altre 2 figlie, tolgono il terzogenito che viene dato in affido a un pregiudicato per droga, armi e furto, il bambino che ha appena 2 anni affoga in una piscina di 75 centimetri dove è stato lasciato incustodito, e il giudice dice è stato un incidente perché secondo le indagini il bambino non c'è mai entrato prima e manifestava poca confidenza con l'acqua. Nessuno è colpevole e di conseguenza l'unica che deve pagare qualcosa è la signora Giovanna, 80.000 euro. È riassunto correttamente tutto questo, signora? Ha riassunto completamente benissimo, anzi volevo anche dirle se la legge potrebbe cambiare, perché la cosa, oltre al danno alla beffa, venne a scoprire che il padre del mio bambino prese 80.000 euro e basta, e lui ha preso il risarcimento, mentre io, che sono la madre, vengo condannata a 80.000 euro. Io la cosa che non riesco a capire, se devo farmi giustizia io da sola, perché non credo più nella giustizia, non credo più nei magistrati, non credo più a niente, io mi credo solo che chi si comporta bene e cerca sempre di fare del meglio viene condannato. Io adesso mi chiedo, mi domando il motivo di tutto ciò che io devo subire ogni sera, che ti metti a piangere perché magari riaffiora la fotografia dell'esame autoptico, non riesci a stare bene perché magari senti delle cose televisivamente, che una mamma butta il bambino dal balcone, il padre uccide il bambino dal balcone e io che sto piangendo ancora il mio. Io mi chiedo se questa è giustizia, me lo chiedo ogni giorno che passa.
sono passati 16 anni, cioè, e giustizia non è stata fatta. Mi chiedo quale giudice, spero che non sia madre. Il papà del bambino ha preso il risarcimento, mentre a me viene chiesto di essere io a pagare. Per cui mi trovo assurdo tutto ciò. Come posso avere la massima fiducia nella giustizia? Me lo chiedo ogni giorno che passa, perché io non ho avuto proprio giustizia. Signora, senta, io non le faccio la domanda che secondo me è la classica domanda che dovrebbe costare l'espulsione dall'ordine dei giornalisti, e cioè cosa prova. Io non mi permetto di porgerle una domanda così perché la trovo una domanda semplicemente idiota. Ogni giorno che sento il telegiornale che ci sono dei genitori che ammazzano i loro figli, a me viene in mente il mio. Ecco, io le chiedo un'altra cosa invece. Come si fa a sopportare per 16 anni ad andare avanti? Dove trova la forza lei per andare avanti da 16 anni? Ma forse le altre mie 2 figlie che mi danno la forza di andare avanti, la giustizia. Vorrei, non sono nessuno nel mondo, però vorrei che cambiasse veramente la giustizia, portare tutte queste cose che riemergono giorno per giorno, che veramente la giustizia facesse veramente il suo dovere, perché il dolore di una mamma è molto forte. Guardi, lei certamente ha un dolore molto, molto forte, ma devo dirle, e la ringrazio per la lezione che sta dando a tanti, a me compreso, lei è venuta qui con estrema dignità. Lei ha un dignitoso dolore e la ringrazio della lezione di pulizia morale che ci sta dando. Guardi, le dico la verità, non lo do mai a vedere. Piango in silenzio, piango in casa mia, piango nelle 4 mura. Non do mai il peso del mio dolore ad altre persone, anzi mi faccio vedere, sorridere, ridere, però quello che ho dentro lo so solo io quando piango la sera, che vedo cose che non dovrei sentire al telegiornale, i genitori che ammazzano i figli, che li buttano dal balcone. Io che sto piangendo ogni giorno il mio, cioè ogni volta che vado al cimitero, le dico la verità, mi si raggroppa veramente lo stomaco e piango in continuazione. Possiamo, anzi, credo che non sia possibile immaginare una cosa del genere. Avvocato De Filippi, che cosa possiamo fare per questa madre che ogni giorno cerca di andare avanti con coraggio? Allora, la signora io la conosco ormai da 20 anni, stiamo facendo questa battaglia insieme. La signora ha momenti di scoramento che sono normali e fisiologici, ma in fondo quando dice non credo più nella giustizia dice la voglio cambiare. Ecco, allora non credere più nella giustizia significa farsi violenza come Steven Seagal nei film americani che tu conosci molto bene, caro Antonino. Certo. Altrimenti noi dobbiamo puntare a cambiare la giustizia. Benissimo la signora, quindi la giustizia attuale va cambiata, sia per i tempi, sia per l'attenzione, eccetera, eccetera. Ma non bisogna mai desistere da fare una cosa: combattere, perché la signora non avrà mai pace finché non avrà giustizia. Allora questo è l'insegnamento della purtroppo attuale giustizia italiana, che però dà segni di cambiamento, speriamo sempre maggiori. E quindi il primo, non avere processi che durano 15-18 anni, le lunghezze del processo, la signora adesso sta facendo la Pinto, legge 89/2001, sta chiedendo i danni al Ministero della Giustizia per questa lunghezza abnorme, ma i cittadini devono sempre pensare che è come per gli antichi gladiatori, la battaglia non finiva mai, però alla fine un successo, viva Dio, dovrebbe arrivare. Quindi il ne bis in idem che la signora ha detto improprio, perché dice come il mio ex compagno ha avuto un risarcimento pari a quello che io devo pagare, se non di me, lei deve pagare di più. Allora, sinceramente questo è un fatto, diciamo, sempre nemesiaco. Allora, per chiudere questa questione, io volevo porre l'attenzione sull'importanza, perché qua c'è un infantilicidio, eccetera,
però di porre l'importanza sul diritto dei minori. Nel diritto dei minori non vince nessuno. I coniugi o ex coniugi o ex compagni che si fanno la guerra fanno sempre un male, perché non vince nessuno, perdono tutti, compresi i bambini. Allora la maggiore attenzione possibile, quando parliamo di mediazioni, per esempio, ci sono mediazioni per tutti, per il condominio, per il risarcimento danni, per la malpractice medica, per la responsabilità professionale, ma mettiamo una forte mediazione, visto che siamo nella radio della Lega e la Lega è una forza di governo, e attenta agli interessi e alle esigenze dei cittadini e degli imprenditori, eccetera. Ma facciamo qualcosa per una forte mediazione nell'ambito minorile, perché nell'ambito minorile si consumano delle vere e proprie tragedie. Allontanamento di bambini, allontanamento di minori, affidamento ai servizi sociali. Il caso che ho citato prima, e ho quasi concluso, caro Antonino, che mi è venuto fuori dallo stesso articolo di cronaca vera che la signora mi ha portato oggi, è il caso Guccio. Quel caso lì erano stati portati via i bambini, erano stati messi in casa famiglia e dopo parecchi anni, adesso non ricordo, ma tanti anni, sono tornati a casa, era un errore. Il padre gli erano stati portati via 3 figli per un pugno sul tavolo, era presente un assistente sociale in casa. Attenzione, questo non deve capitare. Se lo Stato sbaglia, deve pagare, perché lo Stato di diritto significa che i diritti sono uguali per tutti. Anche lo Stato ha doveri, non solo noi. Quindi se sbaglia, paghi. Questo è quello che ci si aspetta. E i giudici stiano equidistanti tra lo Stato e il cittadino, non stiano né per lo Stato, come a volte viene il dubbio che facciano, né per il cittadino, stiano per il diritto. Signora, senta, un risarcimento in denaro comunque non vale, qualunque cifra non vale la vita di un bambino, ma con questi soldi lei potrebbe pensare in ogni caso a qualcosa in grado di onorare la memoria di suo figlio? Perché non accada più una cosa del genere? Ovviamente mi piacerebbe, mio figlio si chiama Lorenzo, e volevo sicuramente fare in modo di aprire delle associazioni, magari se avessi la possibilità, per aiutare persone che veramente sono state prese in giro dalla giustizia, o qualche persona che effettivamente ha subito dei danni come li ho subiti io. Se dovessi prendere il risarcimento farei qualcosa per gli altri, perché questo, il dolore mi ha fatto capire di essere più vicino agli altri. Signora, senta, io per quel poco che vale sappia che ha tutta la mia vicinanza e affetto. Aggiungerei la ringrazio per questo esempio di dignitosa e decente denuncia civile. E guardi, speriamo in bene, ecco, se mi posso permettere. Mi dica una cosa, che cosa farà domani? Guardi, spero e mi auguro di fare di tutto per avere un lavoro dignitoso, di riemergere nello studio, perché sto pensando di riprendere gli studi. Diciamo che ho una forza di volontà perché voglio giustizia, amo i miei figli attuali che mi danno la forza di andare avanti. Una breve pausa, torniamo subito e concludiamo la nostra trasmissione. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La linea torna subito ad Antonino Danna. Le 17:29 minuti e 30 secondi. Siete sempre su In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato De Filippi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà, e naturalmente con noi la signora Giovanna Dotti e l'avvocato Claudio De Filippi. Claudio, per tirare le somme, qui c'è tanta perseveranza e tanta voglia di essere rispettati, e credo che sia un appello più che giusto da condividere. Allora, a molte persone viene in mente di mollare tutto,
non ho più voglia di aspettare i tempi della giustizia, non ho voglia di pagare avvocati, non ho voglia di sperare. È questo che noi diciamo, no, non devi fare questo, devi combattere. E questo fino a che non avrai giustizia, la signora Giovanna qua davanti a me vuol combattere. E questo deve essere di tutti, non bisogna mollare mai. Questo è, no? Come diceva un motto americano, che tu ovviamente, Antonino, dirai meglio di me, never give up. Lo diceva il grande Winston Churchill. Comunque, a parte questo, le battute, questi casi che segnalo e che diciamo portiamo avanti insieme con questa trasmissione, che ovviamente va dato atto alla Radio Libertà di avere questa grande sensibilità per chi soffre, e chi soffre è anche chi è appeso come nei tarocchi, che non sa che cosa succederà domani. E la risposta non è andare dalla cartomante o dal chiromante, è andare a scavare dentro di sé la voglia di arrivare ad un risultato che non può cambiare le cose, come purtroppo succede per la signora Giovanna che è qua davanti a me, ma lei ha bisogno per la memoria di suo figlio, di ottenere giustizia. E allora lei avrà possibilità di essere in pace. Adesso è un'anima in pena che vaga, perché è viva, ma vaga tra un tribunale e l'altro a ricercare quello che le serve, la pace. L'augurio è che questa pace dell'anima, pace giusta, arrivi presto grazie a qualche giusto magistrato o giusta magistrata di questa Repubblica. Grazie a entrambi. Grazie a voi. Mille, grazie a voi. Salve. Buonasera. Grazie, buona serata. Or dunque, non è facile condurre quando ci si trova davanti a queste condizioni, a queste situazioni, perché il rischio di fare la radio del dolore è molto alto. Io penso che questa sera abbiamo ricevuto una lezione di dignità. Per me lo è di sicuro. La dignità di chi soffre in silenzio, ma malgrado tutto non si arrende. Questo è il cuore di una madre, questa è la decenza di una persona. Noi viviamo un'epoca sostanzialmente indecente, in cui veniamo sottoposti a esempi di volgarità e violenza tutti i santi giorni. Ecco, stasera noi abbiamo avuto un esempio di dignità e io veramente ringrazio la signora Giovanna Dotti per averci impartito questa lezione. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Salve da Catale Milano, senti le telefonate, sto pensando, ma che razza di giustizia è in Italia? Abbiamo la peggior giustizia, non per niente, d'Europa da decenni, neanche qui in Pene, alla pari della disinformazione. Com'è possibile andare avanti così? Ma chi credo di essere con la gente? Voglio dire che se fosse un'introduzione, tutte chissà quante aziende avrebbero il fallimento per colpa di quei avvocati che se la cantano spesso se la suonano tra di loro. Qui bisogna fare qualcosa di feroce, perché la sofferenza lo reclama. Compreso? E di feroce cosa si dovrebbe fare? Feroce, siccome sono feroci anche loro nel far soffrire le persone tante volte, si soffre di più che lei ha capito che andare di là, perché tanta gente per anni ne soffre, poi tirate voi la somma. Io sono per la firma che questa gente qui la devono pagare, questi avvocati che specialmente che se la cantano se la sono tra loro. Voglio dire che ci sono la magistratura, come dicevo prima, che le migliori sono quelle fuori dall'Italia, questa è la peggiore da decenni, quindi bisogna anche farci aiutare, cioè siccome siamo nella UE, no? Cerchiamo di farci aiutare oppure consigliare come fanno gli altri a essere meno peggiori di noi. Come fanno? Gliela fanno pagare gli avvocati? Come mai sono così corrotti, così tutto quanto la giustizia mi fa schifo veramente? E per fortuna siamo un paese religioso. Che cosa dice il Papa in proposito? Al di là di questo c'è un sacco di sofferenze da decenni. E non è possibile, io a dire la verità mi sento in guerra e vorrei che
questi avvocati sul posto delle vittime. Veramente sono peggio delle bestie. Grazie. Ma io sono del parere che intanto qui non ci dovrebbe essere niente di feroce. E penso anche che bisognerebbe moderare le parole, specialmente quando si parla in pubblico davanti a una nazione. Penso che telefonare a una radio e dire che ci vuole una risposta feroce alla giustizia, dire che tutta la giustizia fa schifo, gli avvocati corrotti, sia più uno sfogo da bar che non un'analisi della situazione. Personalmente io non condivido nemmeno una virgola di quello che lei ha detto, per un motivo molto semplice. Dire che la giustizia faccia schifo, dire che gli avvocati siano corrotti e sputare addosso alla memoria di Giorgio Ambrosoli, se lei sa chi è. Giorgio Ambrosoli era un avvocato, non era affatto corrotto, gli diedero in mano il compito di risanare le banche di Sindona e finì ammazzato dalla mafia nel 1979. Dire che la giustizia faccia schifo, che la giustizia sia tutta corrotta, mi perdoni, non lo condivido, perché questo è sparare addosso, per esempio, al giudice Emilio Alessandrini, che è stato ammazzato dai terroristi, e sparare addosso a Vittorio Accorsio, e sparare e sputare addosso, oltre che sparare addosso di nuovo a questi signori, e ammazzare un'altra volta Falcone Borsellino, e ammazzare un'altra volta Rocco Chinnici. E infine sputare, scaracchiando per giunta, in faccia a tutti quei figli di mamma che hanno fatto il concorso in magistratura o che hanno fatto l'esame di avvocato e ogni giorno si fanno un culo così, senza andare in televisione a fare proclami e senza fare discorsi, per cercare di dare della giustizia a qualcuno. Noi raccontiamo dei casi in cui la giustizia non funziona, è vero, ma li raccontiamo perché il nostro obiettivo è che la giustizia domani sia più efficiente, non dire che la giustizia fa schifo. Perché se ci mettiamo a dire che la giustizia fa schifo, non risolviamo il problema. Aggiungerei un'ultima cosa. C'è una riforma ed è in ballo ad opera di un magistrato. Quindi, come vede, non tutti i magistrati fanno schifo. Anzi, direi proprio che la maggior parte dei magistrati, la stragrandissima maggior parte dei magistrati non faccia affatto schifo. Questo ex magistrato fa il ministro della giustizia, si chiama Carlo Nordio e guarda caso è dentro questo governo. Se non lo sa lui quello che deve fare per riformare la giustizia, lo devo sapere io. E dai, su. Va bene, noi abbiamo finito per questa sera, adesso qui Parlamento con Simone Billi sul piano Mattei. Ultimo recap, ultimo reminder, domani dalle 9:30 avremo Giulio Cainarca con gli avvocati Schembri e Bordeaux per il caso della riapertura, il nuovo processo per Erba. Alle 10:40 Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, con Paola D'Amico del Corriere della Sera. E infine io, il sottoscritto, ore 18:05. Prima avremo Paola D'Amico e a seguire Felice Manti, sempre sul caso Erba. Grazie per essere stati con noi. Alle 20 aria fritta. E non dimenticate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.